Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane, tra poco anche Andrea Bocelli, vero fuoriclasse ai microfoni di Cronache Trevigiane, ma andiamo invece a Piazzola sul Brenta dove in queste ore Caseus Veneti 2017 ha raggiunto il record di partecipazione con più di 400 formaggi in concorso. Vediamo il servizio. Oltre 400 formaggi prodotti da 78 caseifici provenienti da tutto il Veneto. Questi i numeri che hanno segnato la 13ª edizione di Caseus Veneti, tenutasi nella splendida Villa Contarini a Piazzola sul Brenta. Numeri che confermano il successo crescente della manifestazione organizzata dai consorzi di tutela delle grandi DOP del Veneto in collaborazione con Aprolav. Il Caseus è veramente affermato. C'è sempre più competizione, questa è la realtà, la bellezza del nostro comparto, perché effettivamente oltre a gusto, qualità, sapore c'è anche la sicurezza alimentare. Ma credo di essere orgoglioso di aver presentato tutte le edizioni del Caseus in queste fantastiche ville venete, perché effettivamente dà proprio una sensazione di orgoglio perché stiamo facendo qualcosa di importante. 37 le medaglie d'oro attribuite dalla giuria tecnica, con la provincia di Treviso in testa al medagliere con 16 medaglie, seguite da Vicenza, Venezia, Verona e Belluno. La scelta delle migliori 4, operata dalla giuria aurea, ha quindi premiato il caseificio Menegazzi nella categoria Freschi DOP, Erbezzo con il formaggio Monteveronese DOP stagionatura 6 mesi, il Piave Oro DOP di Latte Busche e Cesio Maggiore nella categoria stagionati DOP. Sapori d'élite selezionati da un ricco patrimonio che è tradizione ma anche futuro dell'economia veneta. Abbiamo 46 formaggi in Veneto, ma sono molti di più, 8 dei quali DOP, ce n'è qui uno famoso, fra l'altro il Montasio, questo qui è comparso nell'altopiano di Asiago, pensate all'altopiano di 7 comuni, nel 1000 d.C. Questo dà una dimostrazione di quanto vecchia sia e quanto antica sia la tradizione appunto della caseificazione e del fare i formaggi in Veneto. Il Veneto è bello per le sue eccellenze culturali, per le sue città, per il territorio, ma poi quando è sera tu vuoi mangiare e bere bene. Diciamo che il Veneto ha 350 prodotti tipici che sicuramente dare una risposta ai turisti. Siamo la prima regione turistica d'Italia con 70 milioni di presenze turistiche e la prima industria in Veneto è il turismo. In 20 anni nel settore caseario la quota di aziende è crollata da 43.000 a 3.000, eppure il 70% del latte veneto diventa oggi formaggi DOP. Un investimento sulla qualità che finalmente sta pagando. Finalmente hanno scoperto che le materie grasse animali non fanno male come dicevano, anzi sono molto meglio di quelle vegetali tipo le margarine, e per cui da lì è ripartita una spinta ai consumi delle materie grasse, del burro animale, a cominciare dall'olio di palma a seguire, e questo ha dato una grossa spinta alle stalle venete. E che il consumatore oggigiorno sia più attento alla qualità dei formaggi lo testimonia anche un esponente della grande distribuzione come la catena di supermercati Ali, partner di questa 13ª edizione di Caseus Veneti. Adesso guardo gli ingredienti, le scadenze, la provenienza. Forse una volta si mangiava e basta, oggi vogliono mangiare la qualità e questo è un fatto positivo che allungherà anche la vita. Noi fra l'altro rispetto a quasi tutti i supermercati siamo quelli che abbiamo inventato di vendere il formaggio sciolto, che una volta i supermercati vendevano tutto confezionato e invece adesso si vende sciolto, e il sciolto la gente apprezza, dà la possibilità di assaggiarlo e apprezza la qualità.